Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nella mattinata di oggi a Caltanissetta si è proceduto all'arresto di 14 indagati e uno ai domiciliari per aver sviluppato un'attività illecita di spaccio. Nonostante i continui controlli, i soggetti in questione avrebbero continuato a vendere droga anche dopo 8 mesi di stretta osservazione. I finanzieri di Palermo hanno proceduto alla confisca di 470.000 euro ritenuto profitto di una truffa da parte di un commerciante del capoluogo siciliano che si sostituiva agli studenti fruitori del bonus cultura tra i mesi di gennaio 2017 e novembre 2021. Andata a fuoco la saracinesca di un garage di Licata di proprietà di un ottantenne pensionato. Secondo i primi accertamenti, ignoti avrebbero lasciato davanti il magazzino una bottiglietta incendiaria che ha preso fuoco. Un passeggero a bordo di un volo Ryanair ha avuto un improvviso malore durante il viaggio da Palermo a Bergamo. Il comandante dell'aereo perciò ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Pescara per permettere le cure. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questa sera alle 19:30.